Avevo proprio captato, guarda, avete fatto un discorso. Io adesso strano, allora vieni in non centro, mi resta altro che cantare. Ecco. Il delfino via, e la rosa, Gianni Nazzaro. C'era un delfino che aveva le ali fatte con vecchi giornali. Chiese a un gabbiano con barba ed occhiali come poteva volare. Il vecchio uccello planò tra le pinne, poi visitò la sua pelle e lesse una storia tra un canto e un'attesa di come nacque una rosa. In un giardino che il tempo ignorò c'era una sposa che amava il suo re. Ma un bel giorno venne odio, il viso mostrò, lei se ne innamorò. Così l'amore col seme di guerra si rotolò sulla terra mentre bruciavano boschi e castelli. Si combatté tra fratelli. Il nostro principe della follia seguì la sua gelosia, prese la spada che cadde confusa nel cuore della sua sposa. In un giardino che il tempo ignorò, un ramoscello dal sangue spuntò. Ogni spina fu un tormento, il cielo sbiancò, poi rosa diventò. Prima che l'uomo distrugga ogni cosa, devo trovare la rosa, disse il delfino al gabbiano tremante. Fammi volare all'istante, devo portarla ai signori del mondo. Lei canterà il suo racconto. Grande Gianni! Sembri Alice nel Paese delle Meraviglie. Chi l'ha scritta questa canzone? Sergio non lo, Cirillo. Non lo diciamo mai. Cirillo, è vero Marco? È importante. Sergio Cirillo, quello che ha scritto Romanza per Bocelli, mi pare, vero? Lo dico, mi riferisco a Marco perché Marco ha fatto anche lui un provino a suo tempo di questa canzone. Veramente? Anche a lui piaceva moltissimo, sì. Sì, poi è un visionario, i gabbiani con barbe e occhiali, Con barbe e occhiali, i delfini sì, con sì, le ali. Sembra Alice nel Paese delle Meraviglie, È bello. però appunto rende molto questa poesia della favola. Sì. Bellissimo. Vi lascio? Grazie, lascia il microfono però, grazie. Ciao. Grazie Gianni. Ancora un grande della canzone italiana. Gli occhi miei, te la ricordi? Yes, Your Eyes. È un po' Your Eyes
Gli occhi miei. Ve È lo lui! porto io. È lui! Il grande Dino! Ma lo volevo io, guarda. Siamo qui. Noi siamo amici di vecchia data, guarda. Si sono fidanzati, poi sono sposati. Vecchio. Ti lascio in buone mani, sono bravi. Quanti figli? Chi io? Dino e Stefania insieme? Ah, per adesso ne stiamo mettendo in porto Ma uno. Dino! Dietro le quinte, State lavorando cosa per succede a noi. 1000 voci? 1000 voci 3D. Quanti dischi hai venduto fino... Ah, non lo so. Ecco, Facciamo un po' di conteggio conteggi. Nelle tasche, è contato nelle tasche o no? Vabbè, ma allora non si guadagnava tanto con i dischi. Adesso Sì che si guadagna. Ah, sì, sì, sì. È perfetto, è florido, è florente. Adesso sì, Adesso un però- mercato molto fiorente. Perfetto. Allora dai, quanti più o meno? Disco Ah, di non platino? lo so, questo qua Platino. 1,2 milioni. Ragazzi. Sì, ma allora era abbastanza facile vendere Sì, un bel po' di dischi. Era il 45 giri che si Non metteva fare anche- quel gesto che, sai, poi uno può anche Molto pensare. molto che si metteva nel jukebox, mettevi la monetina. Sì, no? ma ce l'hai però così poi. E lui è espressivo come E lui, ogni come- Emiliano. Ah, sei emiliano. Romagnolo. Romagnolo. No, Stefania è emiliana, io sono Romagnolo. romano. Di Rimini. Si dividono. Allora, Rimini ci Beach. tengono. Ci tenete sempre a fare questa divisione. Mettiamo sul eh? muro. No, no. Romagna, Romagna. Ah, va bene. Divideremo le due regioni. Emilia Romagna. Bene, Vai. ultimamente in tournée internazionale o più in Stiamo Italia? organizzando una tournée teatrale per il prossimo inverno. Io, Michele e Mal. Bene. Bene. Vediamo se va in porto. I No, dovrebbe maggiori andare in porto. teatri italiani. Ma cominciamo, vediamo poi. Bene, bene, in bocca al lupo. E Crepi. intanto quest'estate porti la tua musica In giro, sì, dappertutto certo. come al solito. E questa sera che cosa ci fai sentire del tuo Cominciamo repertorio? con una canzone inedita, Gli occhi miei. Dino, Bene. mille voci. Vai. Dino. Anche se non ti parlo mai, il mio segreto scoprirai. C'è chi mentire non può mai. Gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. Anche se non domanderai, il mio segreto capirai. Ma c'è chi mentire non può mai. Gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so, che un po' di bene già mi vuoi. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so, che un po' di bene già mi vuoi. Anche se chiederlo non vuoi, il mio segreto scoprirai. Ma c'è chi mentire non può mai. Gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so, che un po' di bene già mi vuoi. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so, che un po' di bene già mi vuoi. Arini, Arini. Perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so, che
di bere già mi vuoi. Arrivi. Perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai, eppure tu. Ti abbiamo guardato negli occhi, tesoro. Negli occhi, nelle palle degli occhi. Ma avete inquadrato gli occhi? Gianni, inquadra gli occhi proprio in primo piano di Dino, che sono una cosa... Apri gli occhi, aprili. Aprili. Che meraviglia, ragazzi! Che meraviglia, una meraviglia veramente bella. Ma ho capito, tesoro, che in studio, Elena, è vero, in studio per Fa motivi... freddino. Fa freddino perché sennò moriamo di caldo, siamo in estate. Ma persino la sciarpa, mo! Ma questa è una sciarpa di cotone, Ho dai, capito. così. Per fare bohemien, no? È Una una cosa del genere. di Lino o di Dino? No, l'Elena ma che è fa la di Lino o comica. di Dino? Ci vediamo nel finale, caro. Ok, un bacio. Io le Dino! A me, caro. Allora, vieni, Riccardino. Tieni, tesoro. Come? Come dicevi? Come? No, aspetta, scusa, no, ma io non dovevo venire adesso. Io devo andare a prendere una persona. La introduco io. Vieni. Giovanna! È nato un amore, ragazzi, È nato un amore artistico. Sì, Prego. grazie. Allora, vieni di qua. Tieni, tesoro. Allora, siccome sta continuando la nostra Ah, telenovela, ma basta però, Gio. Devi dirci che cos'è il finale di questa telenovela. beh, il finale è proprio il finale delle nostre trasmissioni, dove lui canterà una cosa meravigliosa. Oh. Però non lo dico. È dai, una dai. non lo dico. Cioè, non è bastato, capito, quella sorpresa che abbiamo fatto. No, ce ne sarà ancora un'altra. Ancora Comunque. un'altra. Allora, sai che sono contenta. Io vorrei sempre cantare con loro perché il maestro Calì perché è bravissimo. Sì, bravi. Poi stare qui con fammi dire qualcosa anche a me. I nostri no? fonici, io parlo sempre 3 ore. I nostri fonici, Gianni Turco. Poi c'è Gianni Nazzaro. I Gianni Sono tanti, Sono eh, tanti, sono tanti sono i tanti. Gianni Sì. qua. Gianni Nazzaro, che mi fa impazzire perché voi non vedete, quando io finisco di cantare una canzone, per esempio, particolare, che a lui piace, si alza in piedi e fa, sì, troppa grande, Sì, è troppo vero. bello. No, ma Gianni è fantastico, E allora trovarsi in mezzo a tutti questi amici, i tecnici, tutti. È una famiglia. Questa grande famiglia, trovarsi qui e stare bene, Sì. perché effettivamente si sta bene. Ascolta, ma Gio, io ho un'idea. Dimmi. Diciamo a Gianni Turco, che è lì, di fare ancora qualche puntata, si può fare, no? Io non dico niente perché Però non... potrebbe essere lui. Gianni, che dici? Sì, Rispondici ci al accide. tuo microfono in studio, nella sala regia. Il commercialista ha fatto i conti e dice che non, Non ci stiamo dentro. Non ci stiamo vabbè, che vedevo. Va Gio, bene. amore Allora, mio. io l'anno scorso, se vi ricordate, mi rivolgo a casa, voi lo sapete, l'anno scorso qui ho cantato una canzone. Sì. Che era appunto 30 giorni, che fa parte sempre Del del CD. CD di Giovanna Canta Paolo Limiti. Due. 2. E cantai 30 giorni. Io ricordo un episodio, ero al bar, c'era anche Stefania, eravamo al bar a bere una cosa e venne Raf Martella, vero? che Chi fate? Stiamo ascoltando questa canzone. Lui l'ascolta e dice, "Ah, ma no, voglio cantarla anch'io." E infatti l'ha incisa e l'ha messa nel suo disco. Io sono, per un autore è sempre piacevole quando qualcuno incide una canzone, però devo dire che è stato un ganzo, perché ha detto sì, la incido. Non mi ha dato tempo. Mentre stavo tornando a Milano, lui era già in sala di incisione. Comunque io ho sentito la versione, la tua, sappiamo, la tua Grazie. magia nel cantare. Ha fatto una versione molto bella anche Raf. Ma sentirai perché anch'io ho fatto un remix. Ma io lo so, tesoro, io lo so, cara. Ma tu non Io sai... conosco tutto di Ma te. tu non sai cosa poi succederà nell'ultima puntata. Non è così. La vogliamo sentire questa canzone, Gio? Sì, allora voglio dedicarla a tutti quelli che l'hanno cliccata su YouTube perché ha avuto tante. E poi, siccome è una canzone che si vende in internet,
Compratela. È stato per me un vero trionfo. Devo dire che il testo Lo limiti. è bello, una è bella- molto bello. Io ho dedicato le canzoni sempre a tutti. Lasciatemene dedicare una a Raf E a Riccardo. Riccardo. Ora sono due E anche a amori. te. Oh! 30 giorni, dimmi. Volevo solo ringraziare appunto la Giovanna perché l'anno scorso mi ha fatto sentire questa canzone e sono veramente onorato di cantare una tua canzone. E quest'anno, tra l'altro, mi sono innamorato di 2 canzoni del grande Gianni Nazzaro. È vero. È vero, è vero. Non le fa subito. Arrivo a Milano e le faccio. Grazie. Sentiamo la versione di Giovanna 30 in italiano, giorni. in italiano, perché tu l'hai incisa anche in spagnolo. Sì. Questa sera ce la farà ascoltare in italiano. 30 giorni. Giovanna. Ciao amore. Notti cantò della tristezza, poi di colpo nel scegliere la luna prese solo ricordi e tenerezza e si mise a cullarli con le mani. 30 giorni cantò l'odio e il rancore, poi sfinito da luci lungo il fiume nella testa tornò a chiamarti amore e a trovare un suo senso nella fine e parlò della pelle tua di miele come fossero cavalli nel tramonto e parlò di quei passi tuoi leggeri come fossero cotone sulla neve. 30 giorni cantò del tuo ricordo, già più lieve per qualche oblio sottile, poi più forte per tanta giovinezza, si scordò dell'amore tuo gentile, dell'amore tuo gentile, gentile. Parlò della pelle tua di miele come fossero cavalli nel tramonto e parlò di quei passi tuoi leggeri come fossero cotone sulla neve. 30 giorni cantò del tuo ricordo, già più lieve per qualche oblio sottile, poi più forte per tanta giovinezza, si scordò dell'amore tuo gentile, dell'amore tuo gentile, La magia di Giovanna. Grazie. Posso chiamare un attimo una creatura meravigliosa? Andrea? Andrea, vieni. Vieni, Andrea. Vieni. Qua. Ciao. Andrea. Ciao. Ciao. Questo a dimostrazione, amici di Vieni, Minuti, seduta. che questi esserini meravigliosi, che siano gatti, cani, sono Ci amano. i veri amici dell'uomo. Io l'ho e chiamata non vanno mai abbandonati. per nessun motivo abbandonati. Soprattutto d'estate. Mi raccomando. Guardate. Vieni, Andrea. Andrea, Qua, seduta. facciamo l'applauso ad Andrea. Seduta. Seduta. Ecco. Guarda. Guarda.
Che meraviglia. Vi prego bisognerebbe vedere lo sguardo di questo animale. Quanti anni ha, Andrea? Quanti anni ha? 6. Sei anni. Ed è un cane che io ho preso al canile. Quindi vi prego, non abbandonate i cani. Dai un bacino. Dai un bacio, Dai un amore. bacino. Ciao. Alla zia. Allora andiamo? Posso andare? Giovanna! Grazie, Giovanna. E Andrea!